A Monselice è confermato il primo caso di West Nile in forma grave in un 54enne ricoverato e poi dimesso per la febbre, poi nuovamente ricoverato in ospedale a Padova nel reparto di malattie infettive per l'aggravarsi del quadro clinico. I test hanno confermato che la meningoencefalite è dovuta al virus trasmesso dalla zanzara comune. Nel padovano in totale sono 3 i casi di West Nile, 2 risolti con forme febbrili. Le infezioni da virus West Nile in circa il 90% dei casi decorrono in modo asintomatico. Intorno al 10% invece possono avere una sintomatologia di tipo flu-like, cioè influenza simile, quindi con mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari, inappetenza e astenia, quindi debolezza, e febbre di grado variabile. Meno dell'1% può avere invece un interessamento neurologico, con quadri che possono spaziare dalla meningoencefalite, come è capitato ieri, alla paralisi flaccida. Al momento si continua con i monitoraggi in linea con le pratiche messe in campo anche nelle scorse estati. Il numero maggiore di contagi con forme gravi nel Padovano si era registrato nel 2022. Nel 2022, pur essendo stata un'estate particolarmente secca e quindi molto calda e con poche precipitazioni, c'è stata una grande diffusione a livello umano del virus West Nile, nonostante ci fossero poche zanzare. Questo perché? Perché è successo che i pochi punti in cui si raccoglievano le acque erano spesso e volentieri raccolte idriche di origine antropica, quindi umane, per cui si trovavano sia i serbatoi naturali, quindi i volatili, che le zanzare, che sono il vettore principale naturale, che l'uomo molto ravvicinati, per cui i volatili infettavano le zanzare che infettavano l'uomo, e questo ciclo si è ripetuto tante volte. Quest'anno, in cui per fortuna abbiamo un'estate meno pesante dal punto di vista della siccità e un po' più mite, capita che l'acqua e quindi le raccolte di acqua sono più diffuse. In qualche modo anche i volatili eventualmente infetti sono più sparpagliati ed è meno facile che si accumulino in certi punti e quindi infettino un gran numero di zanzare. Tanto è vero che quest'anno stiamo avendo infatti, per fortuna, una diffusione meno rilevante rispetto a quello che è capitato nel 2022. I consigli sono sempre i soliti: usare repellenti, abiti lunghi e chiari quando si esce di sera, proteggendo piedi e caviglie, i punti dove le zanzare pungono più facilmente, proteggere gli ambienti domestici con zanzariere. Nel frattempo, dopo il numero di casi in Lazio e Campania, il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato l'elenco con 31 province sottoposte a limitazioni delle donazioni per il contrasto del virus West Nile. In Veneto, però, i donatori di sangue e plasma che abbiano soggiornato o vivono in province in cui è presente la zanzara vettrice della West Nile virus non vengono più sospesi grazie a un particolare test, il test NAT, che viene normalmente effettuato con gli altri esami eseguiti per la validazione di ogni sacca di sangue donata.